A poco più di un mese dall'addio a Giorgio Cecchetto, San Paolo di Piave si prepara a salutare per l'ultima volta un altro volto storico della viticoltura trevigiana. Domani dalle 15, nella chiesa parrocchiale, si terranno i funerali di Antonio Facchin, scomparso martedì sera a 96 anni, trascorsi nell'impegno continuo tra i filari e botti dell'azienda nata sulle grave del Piave nel 1870. E come Cecchetto anche Facchin ha sempre sostenuto il raboso, ma anche le belussere, simboli di una realtà contadina genuina, fatta di fatica ma anche di solidarietà. E non a caso Antonio ha sempre appoggiato le iniziative dei tre figli, a cui aveva nel tempo ceduto le redini dell'azienda, e in particolare il sostegno alla Lega Italiana per la lotta ai tumori, con la vendemmia solidale. Un'azienda importante nel nostro territorio che tanto ha dato e continua e sta dando appunto sia dal punto di vista di identità territoriale con una forte connotazione per il raboso Piave che è una delle nostre ehm, culture principali ma anche e soprattutto per il sociale. Un'azienda che in questi anni sta dando tanto anche per il sociale, non ultima l'ultima edizione della vendemmia sociale. Per questo il suo ricordo non sarà cancellato dal tempo, hanno sottolineato i figli Antonio, Giuseppe e Giusi, ma si tramanderà tra i filari e le cantine che ha ereditato e che ha saputo far crescere per poi consegnarcele, in un passaggio di testimone tra generazioni che sono sempre state l'essenza delle nostre famiglie contadine lungo le grave della sinistra Piave.